signor Lea, mi chiamo Maria Capelletti, buonasera. Buonasera a lei, signore. Buonasera a lei e a tutti i presenti. Io sono una pensionata dopo aver lavorato 30 anni come fotografo. Percepisco una pensione di neanche 600 euro al mese, pagando un affitto di 516 euro in Piove di Sacco. Mi rimangono le bollette, mi rimangono il vivere, mi rimangono tutto il resto. In più, addirittura, io sono anche invalida al 50%. Io chiedo a lei, in questo problema, cosa devo fare? Ho un figlio di 35 anni. Dopo aver lavorato 4 anni con un diploma di ottica e contabilità in Venezia, purtroppo non c'era soldi per pagare i dipendenti. A 35 anni penso che abbia il diritto di farsi una famiglia, un dovere. E abbiamo tentato di aprire un negozio in Venezia. In Venezia non c'è soldi, in Venezia non si spende, assolutamente. Abbiamo da pagare i fornitori, abbiamo da pagare gli affitti. Con che cosa dobbiamo rispondere a chi ce li chiede questi soldi? Al comune, al governo, a chi ha mangiato a Venezia con tutti quei milioni che hanno mangiato, con il Moser che sono fuori, che sono addirittura collegati in estate. Non si può rimanere in ospedale con una gamba ingessata, perché Venezia non si cura. Ma in Venezia ci sono i milioni che hanno mangiato e i signori sono fuori, ma sono soldi nostri che abbiamo dovuto pagare. Mi risponda lei, signor Lea. Grazie mille.